la collezione e donazione di Antoine Dussault è costituita da 7 casse lignee intere e da numerosi frammenti o parti di casse, frontoni, cornici e poi pezzi singoli come serramenti, materiale da lavoro, strumenti. Quando comincia a appassionarsi a quelle che sono le caratteristiche del mobile tradizionale sardo, in particolare la cassa, lui studia e raccoglie degli elementi, stando a quello che dice la famiglia, trovati tutti in paese a Sorgono, e appunto colleziona queste 7 casse che sono state restaurate e sono il cuore della donazione, che sono indubbiamente importanti sia dal punto di vista della qualità della decorazione che presentano sul frontone, perché la cassa veniva decorata sulla parte frontale, sia per la documentazione storica di un particolare tipo di cassa sarda, che è quella cosiddetta della Barbagia di Belleville, che si riconosce da altre tipologie di casse presenti in Sardegna proprio per la ricchezza della sua decorazione, per l'uso del legno di castagno e insomma, di questa la collezione raccolta da Antoine Dussault costituisce insomma una bella testimonianza. C'è un modo di organizzare le decorazioni e di renderle piuttosto ricche che è tipico della Barbagia di Belleville. Innanzitutto parti delle casse venivano già preparate da questi artigiani itineranti e portate in giro per essere vendute in modo tale da agevolarsi il lavoro assemblandole poi in loco a seconda delle richieste che ricevevano. Ci sono dei disegni particolari che vengono ripetuti, la pavoncella o la chiesetta centrale, il sole, la luna, il serpente che compare nella cassa più grande di Belleville, che sono simboli addirittura paleocristiani che poi vengono in qualche modo rivisitati o di cui si perde il significato originario per ridurlo a significato apotropaico, cioè che deve tenere lontano il malocchio, e altri che invece richiamano l'abbondanza, come la spiga di grano o le forbici della tosatura, che altri però leggono come simbolo fallico, che comunque è un simbolo antichissimo. Quindi, siccome la cassa così decorata è quasi sempre una cassa nuziale e quindi destinata a contenere il corredo della sposa, prima che magari invecchiando perda la sua funzione per passare poi a semplice contenitore di altre cose, ha sulla sua fronte decorata un insieme di questi simboli che possono essere appunto richiamare l'abbondanza, la fertilità e tenere lontano quelle che sono le cattive influenze, appunto il malocchio. In questo la decorazione delle casse della Barbagia di Belleville spicca per la sua ricchezza. Rispetto alle altre zone mette insieme questi simboli con cornici molto decorate, molto riccamente intagliate. Questo le distingue da quelle di altre zone della Sardegna, per esempio le casse di Olena o quelle di Santo Lussurgiu. Su uno dei frontoni rimasti invece compare un simbolo che non siamo riusciti a identificare, che è un simbolo piuttosto raro, una geometrizzazione forse di un motivo non attestato frequentemente, che somiglia a dei corpi celesti, ma insomma questa è forse l'interpretazione nostra odierna, perché non ne riconosciamo il significato originale. Una delle casse ha al suo interno dipinto col cosiddetto sangue di bue la data 1855, nonché una decorazione semplice con la pavoncella che sembra quasi una schematica prova di ciò che si vorrà poi realizzare con l'intaglio sulla fronte. Tutte diciamo che vanno collocate all'interno del 1800, non sono casse antichissime che d'altronde sono piuttosto rare da trovare e sono certamente però hanno insomma più di un centinaio d'anni ciascuna.
Normalmente queste maestranze non si riconoscevano come artisti, perché nel momento in cui viene trasmesso un nome, nel momento in cui ci si riconosce lo status di artista, non abbiamo i nomi. Abbiamo però in precedenza attestato a Sorgono per un mobile che tra l'altro è nella parrocchiale di Ovodda il nome di Ignazio Pintus, stiamo parlando però del 1766, quindi il che testimonia sicuramente una tradizione locale di intaglio del legno anche a livelli, diciamo, di eccellenza, di qualità, perché orgogliosamente Ignazio Pintus firma il suo mobile che va nella parrocchiale di Ovodda dicendo, firmandosi appunto come di Sorgono, ed è un mobile intarsiato col motivi del sole e della luna, ed è un mobile appunto di qualità, intarsiato in legni di vari colori, e dimostra che chiaramente Sorgono aveva una sua tradizione di eccellenza nell'intaglio del legno. Antoneddu Sau non nasce artigiano di mobili tradizionali sardi, nasce a falegname. Soltanto a un certo punto, probabilmente negli anni 50, quanto mi è dato di capire anche dalle testimonianze dei familiari, nel momento in cui in Sardegna si cerca di veicolare all'esterno l'eccellenza dell'artigianato artistico sardo, grazie soprattutto al lavoro di Eugenio Tavolara e di Ubaldo Badas, in una maniera, diciamo, strutturata, organizzata, con la fondazione dell'Istituto Isola da parte della regione, Antoneddu Sau forse si rende conto di che cosa può fare e di quelle che sono le qualità della lavorazione del legno, cui si può arrivare, e quelle che sono le tradizioni sarde, la storia sarda. In più è in un contesto come quello di Sorgono in cui è perfettamente immerso nella tradizione e ha l'intelligenza e il buon gusto di studiare e recuperare questi manufatti per poi riprodurli con il suo linguaggio moderno, ma assolutamente rispettoso della tradizione. E fortunatamente ha lasciato anche dei continuatori e ha trasmesso le sue conoscenze ad altre persone che in questo momento sono per noi gli esperti di quello che è la tradizione della cassa lignea sarda. In realtà le loro conoscenze derivano in buona parte da quello che hanno saputo da Antoneddu Sau. Entra in questa corrente di recupero della tradizione dell'intaglio in Sardegna, tanto da venire in contatto con Remo Branca, che incisore e grande estimatore di Giuseppe Biasi è fra i critici, i teorici di quella che è la tradizione della incisione d'artista in Sardegna, per cui è lui che pubblica tutta una serie di volumi sulla silografia in Sardegna, breviario di silografia, insomma una serie di volumi che si occupano di questo argomento. Antoneddu Sau lo conosce, Remo Branca si rivolge a lui per conoscere appunto come avveniva l'intaglio tradizionale delle casse. E in questo scambio di conoscenze Remo Branca apprende l'uso di questi modelli così piuttosto semplici, a sua volta probabilmente mostra a Antoneddu Sau alcune matrici incise con scene di genere, scene di vita popolare, e Sau prova a diventare incisore.